Io sono praticamente qui, diciamo, come piccolo costruttore, quasi inventore. Diciamo che questa realizzazione è quasi un po' una provocazione, è stata una sperimentazione, nel senso applicare dei pannelli solari che comunque sono già stati applicati, vengono applicati tuttora in alcune manifestazioni in Francia e da altre parti alla bicicletta. Diciamo che il mio progetto principale è stata la parte sottostante, la bicicletta vera e propria a 3 ruote, che ha preso spunto da una nota casa costruttrice di scooter italiane per dare più importanza alla bici, più sicurezza anche con climi non molto favorevoli alla bicicletta. Diciamo che praticamente questa bicicletta l'ho costruita proprio con le mie mani, è stata saldata effettivamente da me sulla base di un'esperienza di diversi anni di costruzione di biciclette, che non è il mio lavoro ma è una grossa passione. Naturalmente come utilizzatore di biciclette giornaliero, in questi anni ho cercato appunto con questa realizzazione di fare un qualcosa che facilitasse il più possibile l'uso della bici. Diciamo che questa bicicletta ha un motore elettrico, poi c'è una batteria e lo scopo dei pannelli è stato poi quello di aumentare la capacità di chilometraggio della bici, perché praticamente i consumi reali poi erano abbastanza elevati. Diciamo che ecco, quindi sono proiettate queste immagini. Ad esempio in questa slide si può vedere l'applicazione sulla bici a 3 ruote di un tettuccio, nella foto in alto, di un tettuccio francese contro la pioggia, che utilizzo tuttora quando piove, nel senso che questa bicicletta, contate che mediamente 3-4 volte a settimana, perché magari l'alterno con un'altra bici, 3-4 volte a settimana compie circa 40 km al giorno in qualsiasi condizione di tempo, senza tetto solare. Il tetto solare adesso è un po' una sperimentazione, praticamente diciamo che in città è ancora un po', probabilmente non è molto utilizzabile, però effettivamente oggi ad esempio questa bicicletta è arrivata da Trana, che si trova a 25-30 km da qui, e dopo, diciamo che l'energia impiegata per arrivare da Trana, dopo un'oretta che ero già qua, ero già stata incamerata nella batteria dai pannelli. L'idea era che nelle giornate con un buon soleggiamento l'energia che entra dai pannelli fosse praticamente uguale a quella che esce dal motore, andando a una velocità di circa 25-30 km/h. Adesso non ho avuto molte opportunità di fare delle prove, comunque diciamo che l'idea, penso di sviluppare ancora questa idea, di fare ancora altre prove per cercare di raggiungere questo obiettivo, anche se il mio obiettivo principale era la realizzazione di questa bici. Ho avuto un contatto con Decathlon francese, il centro di sviluppo, perché avevo saputo che avevo capito in rete che stavano sviluppando una bici a 3 ruote particolare, un po' più sdraiata, però si sono dimostrati interessati poi quando hanno capito che praticamente l'idea di questa bici era un po' presa da questo scooter italiano. Si sono tirati indietro perché praticamente era coperto da brevetto questo sistema. Comunque niente, diciamo che sono soddisfatto della cosa. Diciamo che questo mezzo chiaramente molto costoso e molto laborioso, però effettivamente permette di poter andare in bici praticamente, diciamo, tutto l'anno. Abbiamo prenotato una giornata di sole per domani, dove controllarlo dai treni della comunicazione. Domani non ci sono per motivi familiari. Comunque sì, diciamo che andando non molto veloce sicuramente, anzi l'energia che entra dai pannelli è anche maggiore di quella che... però comunque sicuramente
almeno il prossimo anno sicuramente ci sarà sicuramente. Grazie Paolo.